Benvenuti e ben ritrovati gentili amici e amiche, la visione all'ascolto per quanto riguarda i 30 minuti con la SPI CGIL, i 30 minuti per capire e conoscere tante novità che verranno presentate anche in questa puntata. E come sempre 30 minuti, il tempo è tiranno, vado subito a presentare gli ospiti. Renato Bressan, benvenuto e ben ritrovato come sempre, e Luciano Bellomo, anche lei ben ritrovato. Io ho scritto segretario Lega SPI CGIL di Pordenone, ma so che lei ha anche un'alta qualifica, non mi corregga? Sì, no? Sono responsabile regionale dello sportello sociale. Ecco, questa è una cosa importante. Bene, è da poco, no? Da poco. Bene, allora auguri e buon lavoro, come si dice in questi Grazie. casi. Allora, partiamo subito, Bressan, perché dobbiamo insomma raccontare tante novità anche in questa puntata, no? Soprattutto io direi di iniziare per quanto riguarda il discorso legato allo sportello sociale in Friuli Venezia Giulia. Sì, esatto, e da ormai parecchio tempo insomma c'è lo sportello sociale nelle nostre sedi del Friuli Venezia Giulia, e negli ultimi anni però lo sportello sociale ha avuto una evoluzione. Diciamo che una volta avevamo collaboratori che raccoglievano le pratiche soprattutto in forma cartacea, si faceva. Con l'avvento ovviamente dei sistemi informatici abbiamo informatizzato anche questo servizio. E diciamo subito intanto che cos'è lo sportello sociale. Nel senso che molto spesso noi sentiamo parlare di sportelli sociali, in realtà per quanto riguarda lo SPI CGIL lo sportello sociale si identifica in una maniera assolutamente precisa, e quindi diciamo che è un servizio che viene rivolto a tutti quelli che si trovano in una situazione di difficoltà, di necessità, di fragilità, perché poi vedremo, Luciano farà una panoramica di tutti i servizi che rivolge lo sportello sociale agli utenti che si trovano in una situazione di difficoltà, e opera, come abbiamo detto, nell'ambito di una piattaforma informatica che si chiama SIN CGIL, che è sostanzialmente un servizio informatico nazionale della CGIL, e opera dentro a questa piattaforma. Quindi è chiaro che tutti i collaboratori che lì operano sono operatori che hanno avuto una formazione specifica, intanto dal punto di vista informatico, perché operano all'interno con accessi a crediti particolari, e poi, come dire, sono anche collaboratori e operatori che, come dire, hanno una competenza su tutta una serie di materie che vanno dalle materie previdenziali a quelle assistenziali, a quelle sociosanitarie e così via. Quindi in buona sostanza quello che facciamo con questo sportello, e siamo anche orgogliosi di poter dire che ad esempio lo scorso anno tra lo sportello e l'osservatorio dei bisogni abbiamo superato ad esempio abbondantemente le 10.000 pratiche, cioè facciamo un lavoro che diventa sempre più voluminoso da questo punto di vista. Quindi diamo e ha una funzione di orientamento per quanto riguarda le persone che si rivolgono a noi, cioè sappiamo dirgli esattamente dove devono rivolgersi per quel singolo servizio, per quella singola pratica. Molte di queste le istruiamo noi, le definiamo noi e a volte siamo in grado anche di completarle noi. Altre volte, come dire, istruiamo la pratica e poi avviamo quell'utente presso gli altri uffici che la devono integrare con i nostri sistemi e definirla compiutamente, magari o presso il patronato INCA o presso il CAF CGIL o presso magari il servizio sociale di un comune o presso un distretto, cioè dipende dal tipo di domanda che vengono a farci. Ecco, mi permetta, fino ad oggi, diciamo, tra tutti i servizi che lei ha spiegato qui in studio da noi, fino adesso, insomma, le persone come hanno risposto? Questa è la cosa fondamentale. No, come dicevo prima, noi siamo contenti perché l'altro giorno abbiamo chiamato tutti i nostri sportellisti sociali, quelli che operano materialmente sulla piattaforma, e
abbiamo dato i risultati del 2025 e nel 2025 abbiamo superato, come dicevo abbondantemente, le 10.000 pratiche, ed è un lavoro che continua a aumentare, devo dire, non solo perché, come vedremo, facciamo gli spot pubblicitari proprio per dire alle persone: guardate che se avete un bisogno venite qua che cerchiamo di darvi una mano, ma soprattutto è indice anche di una richiesta di bisogno sempre più larga, e questo, siccome cataloghiamo i bisogni, questo ci serve nei confronti delle amministrazioni locali. Siamo stati qui con i sindaci in più di un'occasione perché facciamo la negoziazione sociale, ma anche con la stessa regione, e cioè noi ad esempio abbiamo visto che uno degli ambiti dove aumentano le domande è proprio l'ambito sociosanitario. Cioè lì nell'ambito sociosanitario, ad esempio negli ultimi 3 anni si sono quadruplicate le domande delle persone che vengono da noi, che riguarda la struttura residenziale, che riguarda il servizio a domicilio assistenziale e così via, ad esempio l'assistenza domiciliare integrata, ma ce ne sono tantissime di queste domande. Quindi è chiaro che se, come dire, dall'osservatorio e poi dallo sportello registriamo un aumento consistente di queste domande, certo che noi poi facciamo le pratiche anche con gli altri servizi della CGIL, in particolare con il patronato Inca. Però è chiaro che noi dobbiamo porre la questione alla regione, al singolo sindaco, al distretto, all'azienda sanitaria, e guardate che qui c'è un problema legato al sociosanitario, e vi diciamo anche nello specifico che tipo di problema c'è, perché voi dovete adattare quelle che sono le politiche sul territorio per cercare di dare una risposta sempre più efficiente ed efficace e sempre più larga a una platea di popolazione, soprattutto anziana, che è quella che maggiormente, come dire, usufruisce e ha quei bisogni che li esprime attraverso questo sportello. E come abbiamo visto, spesso troviamo delle risposte positive. Quando sono venuti qui i sindaci e abbiamo fatto gli incontri, è perché con loro avevamo fatto degli accordi, e in particolare, come dire, su questi temi, su queste questioni. Ecco, per quanto riguarda proprio questi rapporti tra il pubblico e il privato, giusto per fare un po' di sintesi, fino adesso dove ha riscontrato i migliori passaggi o i non migliori passaggi? Beh, è chiaro che noi, come dire, avviamo sempre le pratiche presso il sistema pubblico. Cioè noi bisogna sapere che noi paghiamo le imposte e le tasse per avere un sistema pubblico a disposizione, perché se no non ha senso pagare le tasse, facciamo di meno di pagarle e andiamo al privato. Il sistema pubblico, come dire, che certo come dire, costa sempre di più dal punto di vista economico, perché i servizi devono essere sempre più frequenti, soprattutto con la medicina di territorio, ma noi sappiamo anche che paghiamo tante tasse, cioè questo paese qua, perché al di là di quello che dice il governo che abbassava le tasse, abbiamo visto gli ultimi dati Istat dove abbiamo superato ormai abbondantemente il 41% di imposizione fiscale, e ricordo sempre, come l'abbiamo mostrato spesso qui, più del 90% della base imponibile dichiarata dei redditi sono di lavoratori dipendenti e pensionati. Quindi quando chiediamo qualcosa agli enti locali, alla regione, alle direzioni generali sanitarie, non è che gli chiediamo per favore, gli diciamo paghiamo, vi chiediamo di avere. Poi mi permetta Bressan da sottolineare anche che fra poco avrete un ulteriore passaggio, un ulteriore ente intermedio a livello pubblico di cui dovrete dialogare, giocoforza, no? Certo, noi siamo un corpo intermedio di rappresentanza sociale sul territorio, abbiamo decine di migliaia di iscritti allo SPI e molti di più alla CGIL con tutte le sue categorie, ed è chiaro, come dire, che svolgiamo questa funzione di rappresentanza sociale per l'appunto territoriale, anche perché abbiamo tante leghe che sono, come dire, il primo raccordo territoriale della CGIL e dello SPI nel territorio, dove, come vedremo, ci dirà Luciano, sono centinaia le persone che arrivano lega per lega, sede per sede. Fortunatamente abbiamo ancora questa struttura, questa rete sul territorio che, come dico ogni tanto, va da Sappada fino a Muggia, insomma, ecco, riusciamo ancora a coprire tutto il territorio e speriamo di poterlo fare, come dire, ancora per i prossimi anni. Ma
ma se lo facciamo grazie alle decine di migliaia di iscritti che abbiamo, che ogni mese ci versano una loro quota dalla loro pensione o dal loro stipendio. Senta, lei parlava una cosa importante, no? La conformità del territorio, perché si può passare dal mare alla montagna, insomma i chilometri non sono da poco, non si può essere, come si dice, dappertutto. In questo caso la tecnologia quanto è utile per dare un servizio ancora più dettagliato e completo offerto, insomma, in questo caso da SPI CGIL? Certo, molte delle pratiche che noi facciamo attraverso il sistema informatico fortunatamente ci agevola nel lavoro che facciamo anche rispetto alla spedizione di documentazioni agli altri enti, quindi non serve dire magari all'utente devi prendere queste carte e andare là, facciamo noi in via telematica. Pensiamo ad esempio con l'INPS, spediamo tutto noi all'INPS, non serve più. Anni fa una volta uno doveva recarsi presso gli sportelli dell'INPS, adesso ormai per gran parte delle documentazioni e delle domande le facciamo noi attraverso i nostri patronati, oppure il Ministero delle Finanze, le dichiarazioni dei redditi le spediamo noi attraverso i nostri centri di assistenza fiscale, ma lo stesso lo facciamo con lo sportello sociale, con l'osservatorio e così via. Certo, però bisogna sapere che il rapporto con l'utenza bisogna averlo, anche perché ci tengono a venire presso le nostre sedi, perché hanno bisogno, come dire, di parlarti, hanno bisogno di spiegarti la loro situazione com'è. I sistemi informatici, io dico sempre, sono utili, servono, ma non possono sostituire il rapporto umano. Il rapporto con l'utenza noi dobbiamo sempre averlo, le sedi quindi bisogna averle anche nei punti più lontani e con la gente bisogna parlarci. Certo. Senta, ambiti di intervento, chiaramente abbiamo 6 punti da trattare con lei: aiuti economici, disabilità, sociosanitario, servizi sociali, famiglia e previdenza. Dove sono? Certo, noi per ogni di questi ambiti noi li chiamiamo assi che stanno dentro allo sportello sociale, poi come dire abbiamo tutta una serie di sottoinsiemi per ognuno di questo ambito. Adesso chiaramente qui non riusciamo a farli vedere perché sono centinaia, ma per ognuno di questi, come dire, aiuti economici li abbiamo i bonus sociali, acqua, luce, gas, eccetera, oppure il bonus affitti, oppure, cioè, sono tantissimi bonus. Noi ogni tanto diciamo questo è il paese dei bonus, no? Ecco, quindi per ogni roba c'è un bonus. Ecco, sono tutti raccolti qui dentro e quindi noi riusciamo a verificare anche rispetto alla situazione reddituale, ISEE dell'utente che abbiamo davanti, che tipo di bonus può avere diritto. Noi li chiamiamo diritti inespressi e spesso succede che le persone non lo sanno, ma quando noi gli facciamo il cosiddetto calcolo dei diritti inespressi riusciamo a evidenziare e dirgli guarda che tu hai diritto a questa roba, gli facciamo la pratica e gli facciamo avere quel bonus. Abbiamo detto 25 allora, diffusione, 25 Friuli Venezia Giulia, 47 operatori, poi tutti gli indirizzi, chiaramente la pagina vostra internet. Sì, per chi vuole ovviamente recarsi presso a uno di questi sportelli, noi ne abbiamo in questo momento 25 sportellisti sociali che operano sulla piattaforma, sono 47 gli sportellisti e tutti gli indirizzi, perché sono per davvero tanti, tra l'altro aumenteranno, supereremo i 30 quest'autunno perché li stiamo formando in questi mesi, e tutti gli indirizzi sono alla pagina del sito web dello SPI CGIL.fvg.it. Quindi da là uno trova dove si trova esattamente, numero di telefono, orari di apertura, eccetera. Possiamo dire che è consultabile, facilmente navigabile il vostro sito, perché magari c'è la signora Maria piuttosto che il signor Beppi che non sa, magari non è molto pratico, no? Con le nuove tecnologie, però voi avete costruito un sito proprio adatto per tutti in qualsiasi momento. Certo. No? Allora, abbiamo detto per quanto riguarda il sito, poi gli sportelli sociali, tutte le sedi SPI, operatori 122. Sì, gli operatori che operano sull'osservatorio, che è un'altra piattaforma che si interfaccia però con lo sportello sociale, sono 122, cioè noi abbiamo molti più operatori che inseriscono quelle che noi chiamiamo le schede dei bisogni, inseriscono in questa piattaforma. Questa piattaforma però si interfaccia con lo sportello, nel senso, adesso lo dico tecnicamente, a mezzanotte di ogni giorno tutto quello che viene fatto sullo sportello si trasferisce dentro all'osservatorio. L'osservatorio quindi è una roba più larga, diciamo, ecco, cioè lì abbiamo proprio tutto l'insieme dei bisogni
bisogni, ognuno che si reca da noi gli chiediamo nome e cognome, perché sei qua, ho bisogno di questo, compiliamo la scheda in 30 secondi e sappiamo, come dire, registrare tutti i bisogni che ci vengono lì inseriti e esplicitati dall'utente che viene, e sono di tutti i tipi, perché ormai vengono da noi anche, noi diciamo siamo il pronto soccorso sul territorio. Anche perché lei mi insegna, giustamente l'ha detto adesso Bressan, chiaramente i tempi cambiano, ci sono moltissime attività e anche gli stessi imprenditori, piccoli imprenditori, si rivolgono comunque agli sportelli del sindacato proprio per avere ulteriori delucidazioni in merito, per operare poi soprattutto nel mondo della burocrazia, ma in questo caso per quanto riguarda gli sportelli sociali. Certo, no? Sì, le dico un fatto, noi lo vediamo dalle dichiarazioni di redditi, noi abbiamo una percentuale anche di non poco conto di lavoratori autonomi, partite IVA, piccoli imprenditori che vengono a farsi la dichiarazione di reddito. Noi ovviamente la facciamo per tutti, però come dire non sono pochi anche da quella parte, come dire, che vengono da noi a farsi le dichiarazioni, oltre che, come dire, ci chiedono il servizio del patronato, dello sportello, oltre che del caffè e così via. Luciano Bellomo, allora adesso andiamo un attimo anche nella cosiddetta destra tagliamento o Friuli occidentale, no? Un po' per capire, fare un po' un'analisi generale per quanto riguarda l'osservatorio anche dei bisogni sociali dello SPI CGIL in questo caso in particolare. Sì, diciamo che è importante capire che cosa succede quando una persona viene da noi. No, perché... Posso fare un esempio? Io arrivo da lei, ho un problema, come ha detto lei, sono al campanello, mi siedo da lei, le spiego velocemente che cos'è e lei mi dice esattamente cosa devo fare. E io ho la possibilità di andare a vedere sul mio sistema, sul SIN CGIL, noi abbiamo le bacheche con tutti i collegamenti alle normative varie, eccetera, eccetera, quindi se per caso mi chiede un servizio che è la prima volta che faccio, lo trovo comunque perché ho una scheda e su quella scheda c'è scritto cosa devo fare, cosa devo chiedere all'utente, eccetera. Quindi noi spieghiamo all'utente cosa deve fare, come lo deve fare, eccetera. Da noi non vengono solo i pensionati, perché siamo sì lo SPI, però in realtà gli sportelli sociali sono rivolti a tutti i cittadini, perché parliamo di tutte le attività che ci possono essere, perché le persone vengono da noi quando hanno un problema, no? Che non sai mai. Ad esempio si parlava delle 5 macro aree, eccetera, faccio per dire, nell'ambito adesibilità abbiamo le agevolazioni fiscali, bonus, la legge 104, nell'ambito della famiglia ci sono le agevolazioni sui trasporti, le assegni e bonus di maternità, il bonus asilo, il bonus canone locazione, il bonus psicologo, nella previdenza c'è l'assegno di inclusione over 67, l'assegno di vedovanza, rate di maturati non riscossi, 14esima, RED, supplemento pensioni, ovviamente diamo appuntamenti al CAF, eccetera, per il 730, eccetera. Eravamo fino a questo mese collegati con un provider per fare gli SPID, adesso ovviamente stiamo lavorando sulle CIE perché dal 4 di agosto, come ben si sa, tutti dovranno avere la CIE. Dopo lavoriamo... Ecco, possiamo spiegare che cos'è la CIE, perché magari non tutti sono... Esatto, allora era uno degli esempi che volevo portare perché è la cosa che in questo momento stiamo di fatto usando di più. La CIE è la carta d'identità elettronica che permette ai cittadini di entrare nei siti della pubblica amministrazione con la propria identità digitale. Possiamo dire che sostituirà lo SPID in un certo senso? Può sostituire lo SPID, ma uno può ottenere tutte e due le cose, comunque in ogni caso. No? Noi attiviamo la CIE a livelli 1 e 2 perché il livello 3 per casi particolari non vale la pena che uno ce l'abbia se non ha delle cariche particolari in cui serve. Allora cosa fa? Vengono da noi gli spieghiamo cosa deve fare, magari gli aiutiamo a scaricare l'app della CIE per poterla usare, oppure se non ha un telefono di quelli, non ha uno smartphone ma un telefono normale, l'attiviamo con l'SMS, perché mentre con gli SPID tendenzialmente funziona solo con le app, invece con la CIE si può fare anche con l'SMS, perché giustamente il legislatore ha ben pensato che ci sono delle persone che non sono così tecnologicamente avanzate. E poi, fatto questa prima parte in cui gli abbiamo spiegato come salvare le password, eccetera, le persone poi tornano da noi perché
Per fare adesso il bonus affitti, che i comuni hanno aperto i bandi per poter chiedere degli aiuti sugli affitti, eccetera, sono costretti a farli online, quindi vengono da noi e cercano di capire come usare la CIE, e noi gli spieghiamo come entrare nel sistema pubblico, e lì, se ha bisogno, gli diamo anche una mano a compilare la domanda e preparare la documentazione, perché spesso e volentieri bisogna legare, eccetera, eccetera. Quindi noi facciamo proprio un lavoro a largo raggio su tutte le necessità che può avere una persona. Poi quelli che sono più avanzati tecnologicamente si arrangiano da soli, vengono da noi, gli spieghiamo e loro poi fanno. Certi siamo lì e li aiutiamo. E questo in questo momento, e sicuramente nei prossimi mesi, ci sarà un lavoro molto grande su questo, come avevamo fatto a suo tempo sugli SPID, che ne avevamo fatto tantissimi, eccetera. Poi in realtà sì, serve per tante cose, ma poi non si usa molto spesso la carta elettronica in realtà, no? Quindi per quello che la gente fa fatica a usarla, perché non la usa quasi mai. Certamente. Però in realtà sui nostri sportelli è importante venire perché, come dicevo, ad esempio, se uno ha una disabilità, un problema, eccetera, eccetera, può avere diritto alla legge 104, come esempio, no? Cioè nel senso che un familiare, eccetera, ha diritto a 3 giornate in un mese per poter aiutare il disabile in determinate attività. Quindi quando vengono da noi, anche là, noi abbiamo una scheda in cui gli diciamo, mi devi preparare tutta questa documentazione qua, e lui ce la prepara, ce la porta, noi la prepariamo, in certi casi, come diceva giustamente Renato, la mandiamo direttamente noi al patronato, oppure lui dice ok, vado io direttamente al patronato, perché adesso ad esempio sulle invalidità devono per forza andare al patronato a portare la documentazione, perché l'INPS emette un documento da firmare nel momento in cui viene presentata la domanda, quindi non si manda più direttamente, però certe pratiche lo facciamo ancora. È la cosa, ecco, per quanto riguarda, ecco, prego. No, dica. No, dicevo, ecco, per quanto riguarda appunto questi passaggi, in questo momento, da quanto lei ci ha spiegato, dove ha riscontrato, diciamo, maggiori difficoltà sulle richieste fatte dall'utente finale, per quanto riguarda, insomma, le varie... In realtà le difficoltà degli utenti è che non conoscono le cose, quindi perché voglio dire, per assurdo stamattina la signora è venuta e mi ha chiesto devo stampare il documento dell'INPS in cui c'è scritto quanti interessi passivi ho pagato per il mutuo. Quindi gli ho detto, signora, allora entri sulla sua pagina INPS, no? La sua CIE, lei è entrata, e ho cercato di trovarlo, finché l'ho trovato gliel'ho stampata e gliel'ho data. Quindi anche una cosa semplice, voglio dire, lo facciamo. I primi SPID che abbiamo fatto li abbiamo fatti perché dovevano rinnovare la patente, e adesso per rinnovare la patente devi stamparti il pago da solo, noi devi andare sul portale dell'automobilista, cose che la gente non sapeva di dover fare. Quindi insomma, poi anche lì la pubblica amministrazione ha permesso alle autoscuole di farlo, e così magari si è bypassato, però all'inizio non era possibile, quindi noi diamo tutti questi aiuti. Però io dico che spesso e volentieri le persone non conoscono i diritti che hanno. Un esempio che succede spesso è l'assegno di vedovanza, cioè una persona rimane vedovo o vedova, no? Sta bene, eccetera, non ha problemi, poi negli anni diventa disabile. Da disabile vedovo hai diritto a un supplemento della pensione, che non ti viene dato in automatico, lo devi richiedere. Cioè, tanto per essere chiari, mi permetta, da profano, oltre ad avere il diritto di percepire X% mensile dalla pensione del proprio caro o cara, esatto. Ha diritto, insomma, ad avere anche diritto a un supplemento che è legato ovviamente al reddito, eccetera. E siccome puoi richiedere fino a 5 anni indietro questo diritto, noi diciamo sempre alle persone, venite da noi a vedere, a chiederci, perché non sai mai quali diritti effettivamente hai, e abbiamo diverse persone che hanno recuperato anche 4-5 anni di importi non riscossi. Sì. Questo è molto importante, capire che i diritti, se uno viene e ce li chiede, forse
magari troviamo... Sì, perché lo Stato non suona mai, no? La burocrazia No, suona sempre quando c'è da pagare. La c'è burocrazia da dare, no? quando c'è da pagare c'è sempre, quando invece c'è da prendere no. Di conseguenza vale sempre la pena, intanto di fare sempre l'ISEE, questo è un dato importante, indipendentemente dalla cifra dell'ISEE, perché certe agevolazioni non sono legate all'ISEE oppure hanno un ISEE particolarmente alto e quindi puoi accedere tranquillamente. E poi venire a vedere, perché noi comunque tramite il nostro sistema abbiamo la possibilità, facendo tutta una serie di domande alle persone, di individuare magari dei diritti che non pensavi di avere. E quindi dopo noi diciamo guarda, puoi avere questo diritto eccetera, andiamo a scavare a fondo dopo aver fatto questa indagine e se effettivamente ce l'ha glielo facciamo avere. Insomma, credo che è veramente un lavoro importante che facciamo tutti noi che siamo volontari e abbiamo, devo dire, tante soddisfazioni nel vedere che la gente è contenta, poi torna sempre da te perché una volta che gli hai fatto un qualcosa di positivo, viene sempre, torna e anche così un modo per socializzare, insomma. E poi comunque si dice, no? Se uno è contento, soddisfatto del servizio che viene offerto, chiaramente giocoforza rientra, ma solo, lei ha detto volontari, però solo anche la professionalità collegata fa sì che tutto il mix... Certo, adesso noi stiamo lavorando anche per formare sempre di più i colleghi che sono allo sportello. Abbiamo però questo grande vantaggio che il sistema mi permette di trovare comunque la documentazione necessaria per dargli comunque una risposta, se per caso è la prima volta che mi capita la richiesta, no? In quel caso, se proprio non posso farlo io, chiamiamo un collega che lo sa già fare, oppure li mandiamo al patronato, lo mandiamo al CAF, insomma, per essere sicuro. Non è che... Però una risposta quando vengono da noi ce l'hanno sempre. Perfetto. Torniamo con Bressan perché abbiamo ancora 3 minuti, poi devo chiudere. Allora, ci stiamo avvicinando a Bressan anche in un momento particolare per quanto riguarda il periodo, perché ci sono, come abbiamo parlato adesso, dichiarazione dei redditi, compilare varie carte, eccetera, e chiaramente lei ha detto noi comunque siamo sempre, tra parentesi, aperti per qualsiasi consulenza, per qualsiasi servizio, no? Sì, certo, intanto adesso è il periodo della campagna fiscale, è iniziata da qualche giorno, andrà avanti per un po' di mesi e qui abbiamo per davvero decine e decine di migliaia di persone che arrivano. Non è un caso che in questo periodo, ad esempio, quando arrivano presso le nostre sedi, anche qui le sedi per le dichiarazioni dei redditi è in tutto il Friuli Venezia Giulia, ovviamente a livello nazionale, ma insomma siamo un CAF per davvero importante e grande, e con un servizio molto efficiente, però è l'occasione, e lo diciamo agli utenti, è l'occasione che già che venite non solo vi consegniamo e verrà consegnato a tutti un piccolo volantino che descrive i servizi dello sportello sociale, dei servizi previdenziali, eccetera, ma cogliete l'occasione per fermarvi 5 minuti in più già che venite e verifichiamo, come diceva Luciano, se avete qualche diritto in più. E spesso accade, adesso faccio un esempio, quando noi facciamo noi, nel senso che lo fa spesso i nostri patronati ma anche i nostri collaboratori, una verifica sulla pensione, scarichiamo l'OBSM, guardiamo i cedolini, verifichiamo attraverso gli estratti e scopriamo spesso, e devo dire spesso, che a quell'utente, a quel pensionato ha diritto ad avere qualcosa in più sulla pensione, perché intanto nel frattempo, da quando è andato in pensione, le normative sono cambiate, ma l'INPS non ti viene a dire che tu hai maturato quel diritto, lo scopri se noi facciamo una verifica, ma questa cosa qui, ripeto, succede spesso. Poi magari sono pochi euro in più al mese, ma intanto ti paghi una bolletta, voglio dire, no? E a volte non sono nemmeno pochi euro e torniamo indietro anche di qualche anno e facciamo recuperare, in alcuni casi abbiamo fatto recuperare 10.000, 15.000 euro, non scherzo, cioè chi lavora come dire, nei patronati lo sa benissimo, certo, che ci sono casi di questo tipo. Ecco, approfitto di questo passaggio INPS eccetera perché le volevo chiedere, ci sono molti casi magari di gente che ha fatto comunque un periodo lavorativo, ha fatto un versamento mensile e si trova magari per motivi X, Y e Z a dover interrompere un lavoro per altri problemi e uno dice ma io questi 10 anni, 15 anni eccetera
cosa faccio? Li ho regalati? Punto di domanda? No, solitamente no, non sono regalati, perché una volta che sono stati versati e da qualche parte, come dire, ci sono. Poi bisogna sapere che le posizioni contributive sono moltissime, cioè i fondi sono moltissimi. Quindi il consiglio che diamo sempre, quando dovete, come dire, accumulare o fare la totalizzazione dei vostri contributi, andate presso il patronato, fanno gli estratti contributivi e loro sanno come si fa la totalizzazione dei contributi per poter magari maturare l'accesso alla pensione senza perderli. Luciano è uno di questi. Io ho una pensione totalizzante perché... possiamo dire che lei oggi può essere l'esempio di come, delle parole dette adesso sì, esatto, perché aveva una parte dei contributi da dipendente, una parte dei contributi da co-co-co, e sommando tutti gli anni di lavoro ho raggiunto i 42 anni per andare in pensione. Bene, allora vedo che siamo quasi giusti con i tempi, abbiamo fatto circa 29 minuti e mezzo di trasmissione, allora giusto il tempo di andare a salutare chiaramente il nostro amico Renato Bressane, ci vedremo con lei per la prossima puntata qui da Udine per quanto riguarda 30 minuti SPI CGIL, e saluto e auguro buon lavoro visto il nuovo incarico a Luciano Bellomo, e io ringrazio come sempre i nostri amici vicini e lontani che continuano insomma a seguirci anche in queste tematiche molto particolari, ma questo va grazie proprio ai nostri ospiti che sanno darvi in 30 minuti le nozioni e le notizie giuste per arrivare poi a chiudere l'eventuale cerchio. Come sempre, grazie per la visione all'ascolto e alla prossima.